dal 1800 a Corleone si è fatta la pasta, anche perché Corleone, appunto, essendo un paese agricolo, produttore di grano, ha cercato di trasformare il suo prodotto non solo in pane, non solo in biscotti, ma anche in pasta. E questa tradizione è continuata fino adesso e ci auguriamo che continui ancora. La lavorazione della pasta, tra virgolette, è molto semplice. Mettiamo la semola di grano duro siciliana nella tramoggia, si chiama tramoggia, dove va messa la semola. Poi viene con una crochea tirata nell'impastatrice. Esce dalla trafila in bronzo, la pasta corta passa da un trabatto. L'essiccazione è a bassissima temperatura, 40-45 gradi, infatti è lenta essiccazione. La pasta lunga viene fatta in maniera ancora tradizionale, con le canne, e viene tagliata a mano. Infatti non passa da un trabatto, non passa da nessun tunnel, ma viene messo sotto la trafila dove esce la pasta un operatore che taglia la pasta, la mette nelle canne, la mette poi diciamo, in un tagliere che ha la misura tutta, e poi un altro operatore dietro lo prende e la mette nei telai. La pasta lunga qua viene fatta con i ponti lunga 50 cm circa. Poi abbiamo una pasta propria corleonese che, anche se magari in altri posti viene conosciuta come il formato margherita, ma noi la chiamiamo la lasagna corleonese, che è larga 3 cm, riccia da un lato ed è lasciata lunga tutta intera con i ponti all'incirca 45-50 cm sempre. Nelle varietà di grano antico ci sono il senatore Cappello, che viene un'ottima pasta che noi già abbiamo prodotta, e c'è anche un nero delle Madonie, che forse lo chiameranno nero perché ha la qualità, la specifica delle spighe nere, ma viene anche, con quello viene pure un'ottima pasta perché è ad alto contenuto proteico, che supera facilmente i 13 di proteine.